Volevamo fare un risultato positivo, sapevamo che oggi era difficile contro una squadra in salute, una delle migliori del campionato, però avevamo bisogno di ritrovarci e oggi i ragazzi hanno offerto una grande prestazione. Poi siamo rimasti in 10, Adamo si è fatto male, quindi è stata un po' in salita per noi, però hanno risposto tutti alla grande e credo che abbiamo meritato la vittoria. Già giocava con un problema alla costola e infatti ha fatto l'infiltrazione per esserci oggi, però sapevamo che non era al meglio, però per fortuna diciamo fino a quando ha giocato ha fatto anche il gol vittoria, quindi va bene così. Ne abbiamo parlato, però penso che oggi non era Frisella da rosso diretto, poi dico non so l'arbitro cosa ha visto, però è un problema che ci portiamo dal girone d'andata e cercheremo di lavorarci perché in modo che non capiti più. Andiamo all'Ascari che è tutt'altra partita, anche perché il Lascari se non sbaglio è ultima in classifica, quindi venderà cara la pelle e la dobbiamo preparare al meglio. Però oggi ho ritrovato la mia squadra, i ragazzi sono ritornati e questo mi fa ben sperare. Non so se lo Sciacca avesse avuto la testa alla coppa, ma non mi è sembrato, perché ha fatto una buona partita, è stata in partita fino all'ultimo, ha cercato di pareggiarla, però devo dire che i ragazzi in settimana l'hanno preparata abbastanza bene, volevamo a tutti i costi tornare alla vittoria, sapevamo che avevamo davanti un ostacolo insormontabile, e però questo Castellammare ha dimostrato che quando gioca con la testa, gioca con il cuore, gioca con la voglia, con la grinta, riesce a raggiungere risultati anche contro squadre blasonate come lo Sciacca, per cui auguro le migliori fortune e, se possibile, visto che è del girone A, di portare la Coppa a Sciacca, perché lo meritano intanto questi tifosi splendidi che hanno a seguito e una dirigenza assolutamente all'altezza della situazione e abbastanza solida. Tornando alla partita, ritengo che alla luce di quello che abbiamo visto nei 90 minuti la vittoria sia meritata, perché comunque finché siamo rimasti 11 contro 11 abbiamo subito solo il loro palleggio, però ricordo particolari parate di Paolo, ho visto soffrire particolarmente la squadra, nel senso che ci siamo abbassati per una scelta tecnica, per colpi lì in contropiede, poi è arrivato il gol dello stoico capitano Andrea Adamo, che ha giocato con una costola inclinata e poi nell'occasione del gol si è fatto male. Poi purtroppo l'unica nota negativa è che ci complichiamo la vita da soli, e Frisella ha pensato bene, così come hanno fatto altri suoi compagni, di lasciarci in 10, questo non deve capitare, ma in settimana prenderemo seri provvedimenti, perché le partite le dobbiamo finire in 11 e purtroppo è un cliché di quasi ogni domenica di finire la partita in 10, però qui è venuto fuori il cuore del Castellammare. Volevo sottolineare la prestazione di tutti, ma su tutti Guaiana è stato veramente encomiabile, ha lottato da solo, ha tenuto pallone, ci ha fatto salire abbiamo vinto veramente perché volevamo vincere col cuore, con la grinta, per allontanarci dalla zona bassa della classifica. Adesso con 23 punti possiamo un attimo respirare e guardare il futuro con ottimismo.